Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati amici, alle nostre spalle la straordinaria, bellissima chiesa di Santa Maria del Carmine. El Carmen, cioè il Carmine, è da sempre stato il quartiere popolare di Brescia, abitato da mercanti e popolani di ceto medio-basso. La chiesa è una delle più grandi della città, edificata in mattoni e muratura, cioè materiali poveri, dai frati carmelitani durante il 400 in stile gotico. Bellissimi sono i pinnacoli in cotto sulla cima della facciata, tipici del gotico padano. Furono realizzati nelle fornaci oltre il Po, di cui erano proprietari i conti Martinengo, una delle famiglie nobili bresciane più famose. Il portale invece è del periodo tardo gotico ed è di tipo Gemini, cioè con due porte divise da una colonna centrale, tipico delle cattedrali gotiche del nord Europa. I leoni stilofori, in pietra rossa alla base delle colonne tortili, cioè a treccia, sono consumati dal tempo e dalle piogge. Un tempo erano parte del portale di una chiesa che è stata demolita e sono stati riutilizzati per decorare questa chiesa. Il detto di oggi è estremamente simpatico. Pesai pom. Che vuol dire? Facile. Che sta perdendo tempo. Sì? O che si sta addormentando. Meglio la seconda. Sì. Ok. Ma dove che regna i pom, questo è un time, che regna i pom, da marubai, poi per. Ma pesai pom? Che vuol dire pesai pom? Pesai pom vuol dire che ti ma stuffert. Ja, pesai pom, quando addormenta pesai pom. Lei capita? Ogni tasso. Va piano, Io? riflettere. Lei è uno che pesa i pom? No, mai. Dormire. A lei capita la sera? Di addormentare? Adesso sì, quando ne avevo di 20 anni no. Pesai pom uno che continua ad addormentarsi. A lei capita di pesare i pom? Dalla sera sì, la sera sì. A che ora comincia a pesare i pom? Inizio verso le 9. Sto guardando magari Teletutto e mi sveglio che c'è dell'altra roba e allora dico come mai poi? E come Teletutto la fa addormentare? No, parto con Teletutto, però dopo vado con gli angeli. Lei è una bresciana acquisita? Sì, Acquisita da dove? da Milano. Da Milano. Sì, però sono qui da quando ero bambina, sono qui, per cui sono per 2/3 bresciana. Pochi anni. Sì, pochi. Senta, pesai pom, che vuol dire? Visto che Pesare le mele. letteralmente. Ma la sera passerei a pesare. Pesare pom vuol dire quando uno si sonnecchia e abbassa la testa. Brava! La politica a servizio del dialetto. Pesai pom. Addormentarsi. Capita? A me qualche volta. Non dica dove. Capita soprattutto a casa, la sera mi addormento davanti alla televisione. E dica che sta per addormentarsi, insomma. A lei capita del pesai pom? Sì, Quando? di solito prima di mangiare. Prima di mangiare. Di solito dopo succede invece. Invece a me si dice prima, aspetta e dopo no. Il pom vuol dire che uno si sta addormentando dal sonno. Io facevo il petit della stanga una volta al mai e di notte mio padre mi richiamava e deve pesare i pom perché mi stavo appisolando. Però di notte è normale, dai. Ma era uno che andava a lavorare alle 2 di notte, è normale. Pesai pom, che vuol dire pesai pom? Pesare le mele. Sì, letteralmente. Però la sera passerei a pesai pom. Ah, anche hai sonno. Vede, Susi? Mi hai detto così, mi hai chiesto cosa vuol dire, io ti ho fatto la traduzione letterale. Capita, Susi, di pesai pom? Sì, qualche volta capita, quando è sera che sono stanca capita sì. Non durante il lavoro. No, durante il lavoro mai. Pesai pom, letteralmente semplice, pesare le mele. L'altro significato è addormentarsi lentamente, magari così, dondolandosi su una seggiola. Che l'ele rea pesai pom. Va a dormire che t'asserrea pesai pom. Poi voi non andate a dormire, restate qui su Teletutto, alla prossima, ciao! Centro